Il percorso dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale, la più recente esperienza in Fratelli d'Italia è quella da consigliere comunale di maggioranza durata pochi mesi, da fine 2020 a inizio 2021, per poi continuare come indipendente. Arriva da questi trascorsi Diego Giovine in corsa a Castelfranco per il ruolo di sindaco con la lista Onestà e Trasparenza. È proprio il suo vissuto amministrativo ad averlo spinto a candidarsi. Ho visto che la politica, quella dovrebbe essere con la P maiuscola, invece a Castelfranco è con la P minuscola. Ho notato proprio nel tempo che gli interessi dei cittadini vengono in secondo piano. Non voglio dire altro perché altrimenti mi becco qualche querela, però la mia formazione culturale dice che prima vengono i cittadini, soprattutto le fasce più deboli. Ecco, ho notato questo distacco totale dell'amministrazione nelle fasce più deboli. Giovine va sul concreto e fa l'esempio per lui più eclatante. Abbiamo 92 alloggi chiusi da 5 anni, non hanno stanziato un centesimo, su mie richieste, interpellanze, mozioni, non è mai stato detto sì stanziamo, sempre problemi di bilancio. Il bilancio lo fanno le persone privilegiano altri tipi di finanziamenti, tipo le mostre fallimentari che hanno fatto, speso 600.000 euro di 3 mostre con un incasso di 31.000 euro. Si potevano ristrutturare circa 30 appartamenti. La risposta abitativa per i più fragili, una delle priorità di Giovine, che dovesse diventare sindaco, tra i primi interventi da attuare metterebbe anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. Avendo anch'io una disabilità, noto che Castelfranco è fanalino di coda per le barriere architettoniche. Quella sarà sicuramente la prima o la seconda iniziativa di eliminare tutte le barriere architettoniche, ma anche per i passeggini stessi delle mamme con i bambini, oltre ai disabili, perché abbiamo marciapiedi fatiscenti.